Una provincia, due aziende sanitarie. Una incardinata a Vicenza, l'altra che ruota attorno a Bassano. Da una parte c'è l'ULSS 8 Berica, dall'altra l'ULSS 7 Pedemontana. E se hanno due nomi diversi, un perché ci deve pure essere. Le due aziende sanitarie sono espressioni di territori profondamente diversi tra loro, con necessità peculiari. Eppure c'è chi vorrebbe, data la naturale scadenza del mandato del commissario dell'ULSS 7 Pedemontana Bortolo Simoni, unire sotto l'egida di un direttore unico entrambe le realtà. L'anticamera, a volerla dire tutta, di una fusione fra le due ULSS per la nascita di un'unica grande azienda sanitaria vicentina. La dinamica è già stata vista all'opera in altre province del Veneto, dove il capoluogo ha assorbito le competenze amministrative delle ULSS periferiche e dove le realtà ospedaliere del capoluogo hanno quasi sempre assorbito anche le eccellenze sanitarie della periferia. È un procedimento naturale, non si scappa. Sarebbe, sotto questo punto di vista, del tutto inaccettabile per la Pedemontana veder smantellata l'eccellenza raggiunta dal San Bassiano. Idem per gli altri ospedali dell'ULSS 7, Asiago compreso. E a chi, come qualche sindaco dell'altopiano, guarda con favore all'accorpamento in un'unica azienda sanitaria vicentina, diciamo: attenzione, la regola del grande che mangia il piccolo riguarderà anche voi. E il nuovo ospedale di Asiago si troverà privo di eccellenze prima ancora di averle ottenute. Qui non si parla di orticelli o di campanili, si parla di salute, di cittadini, di persone. Non si gioca con la sanità e se un territorio è stato in grado di costruire una sanità di eccellenza, è giusto che non se la veda strappare sotto gli occhi. Perché il grande mangia sempre il piccolo, a meno che il piccolo non si difenda. E il terzo non gode mai.